Com'era prima? Era diverso. Era il mio bambino. Non lo riconosce più? No, è un mostro. Parole forti, ancora di più se a pronunciarle una madre nei confronti del proprio figlio. Parole però che racchiudono la disperazione di due genitori che da 2 anni stanno vivendo un incubo per quel figlio sedicenne che non riconoscono più. La spirale di paura e violenza inizia in prima superiore, quando il giovane viene in contatto con altri giovanissimi che lo avvicinano al mondo della droga. Ha iniziato con le prime canne e da quest'anno ho iniziato con dei farmaci e delle droghe un po' più pesanti, perché me le fa vedere e se gliele butto via mi mette le mani addosso. E se chiamo ancora i carabinieri mi fa ancora del male. L'ho visto io a casa, lo fa tranquillamente, fuma dappertutto, sui treni, su centri commerciali, non ha paura di nessuno. La mamma parla di una sorta di reclutamento da parte di alcuni membri di una baby gang. Lui è sottomesso e fa delle cose che gli altri che vogliono che faccia perché magari ha paura o ha bisogno di soldi e deve fare quello che gli altri dicono di fare. Voi sapete se si è reso responsabile di atti di violenza in giro? Non lo so, ha tanti segni nel corpo. Ha preso talmente tanti verbali, la comunità non si trova, ce ne sono troppo poche per questi ragazzi. Voi l'avete denunciato? Sì, tante volte. Non è una cosa facile da parte di un genitore. No, sono arrivata all'estremo. Violenza che si scatena anche all'interno della famiglia. Prima di andare via mi ricatta e mi affronta e io devo stare zitta, se no mi mette le mani addosso. È anche armato? Aveva i coltelli, dei coltelli sì, li ho trovati, taglierini, li nasconde. Tra l'altro vi fa delle minacce anche molto pesanti per il futuro. Sì, ha detto che quando lui ha 18 anni ci vuole sterminare. Dormo con un bastone sotto il letto perché se arriva e succede qualcosa io so difendermi. Avete paura di lui? Abbastanza.